Amici sportivi, un buonasera dal Palacicogna di Ponzano Veneto. Siamo giunti alla parte finale del girone di andata. Quest'oggi si gioca a Came Treviso, Roma 1927. Vedete intanto le due formazioni che sono entrate sul parquet qui del Palacicogna. Andiamo a vedere quali saranno i protagonisti del match, iniziando dalla formazione ospite con Ercolesi, Murillo, Ducci, Alciati, Volo, Seferi, Avellino, Marcelinho, Fortino, Di Eugenio, Viscosi e Rodriguez. Per quanto riguarda la formazione di casa, Pietrangelo, Volex, Luis Filippe, Ergadio, Sutton, Giappa, Fior, Di Guida, Perazzetta, Azzoni, Donin, Saccon e Musumeci. L'arbitri di questa partita sono Simone Zanfino di Agropoli, Nicola Lacrimini di Città di Castello e Antonio Di Mundo di Molfetta è il cronometrista. Vediamo il solito scambio di saluti tra le due formazioni, tra i giocatori e anche le rispettive panchine. Si diceva che questo era l'atto finale di questo girone di andata, tutte le partite in contemporanea. Abbiamo Pirossigeno Cosenza contro il Petrarca, poi il Benevento Fortitudo Pomezia, il Dragastor Manfredonia con l'Active Network, Feldi Eboli, L84 Torino, Ital Service Pesaro, Sandro Abate, Meta Catania, Napoli Futsal e infine Sporting Sala Consilina, Eco City Genzano. Possibilità per quanto riguarda la Came, in caso di vittoria e di risultati favorevoli dagli altri campi, di poter accedere alla Final 8 di Coppa Italia e quarti di finale di Coppa Italia. Comunque sia la classifica vede la Roma 1927 a quota 23 punti, quindi da questo punto di vista la compagine giallorossa non ha nessun problema. Poi al settimo posto c'è la Fortitudo Pomezia con 21, Sporting Sala Consilina 18, Sandra Abate e Came Treviso con identici punti in classifica, e quindi si dovrà vedere un attimo come andranno le cose nei prossimi minuti, nelle prossime paio d'ore, ora e mezza, per capire quale sarà l'andamento finale di questo girone di andata. Si tratta quindi della 15ª giornata del campionato, con la formazione romana che ha vinto 7 partite, ne ha pareggiate 2, ne ha perse 5. Da questo punto di vista ha perso più partite la Roma rispetto alla Came, però la Came ha pareggiato molto di più, 6 partite pareggiate, 4 vittorie e 4 sconfitte. Per quanto riguarda il numero di pareggi, oltre alla Came ad essere arrivata a quota 6 c'è anche la Fortitudo Pomezia. Il via al match con il possesso di palla da parte della formazione di casa, che cerca di portarsi subito in avanti con questo lancio lungo, con subito la respinta da parte di Fortino, che ora si è andato a posizionare più avanti, con Di Guida che cerca di smarcarsi. Il pallone però è per il portiere della Came. Lungo il rinvio con Ducci che guarda la sfera passare a lato della propria porta, e ora con le mani per Fortino. Sarà una lotta interessante in questa partita, giocatori di esperienza sia da una parte che dall'altra, forse con un po' di più qualità per quanto riguarda la formazione giallorossa. Marcelinho, questo connubio nato qualche mese fa tra il calcio a 5 e la formazione di calcio a 11 romana. Intanto Marcelinho prova a calciare la chiusura di Wolex, il numero 7 della formazione della Came. Intanto c'è il pallone per Fortino che calcia sopra la traversa, nulla di fatto
Sono passati 55 secondi dall'inizio del match, il risultato che è ancora bloccato solo 0-0, palla raccolta e poi il tentativo di far proseguire sulla banda di sinistra Sacon. Si fa vedere Di Guida, invece il passaggio dall'altra parte per Wolex fronteggiato da Di Eugenio. Fortino il pressing da parte della squadra romana, poi la chiusura difensiva di Avellino. Anche Avellino e Giappa ormai si conoscono a memoria per quanto riguarda, diciamo, il modo di difendere dell'uno e dell'attaccare dell'altro. Insomma, sono giocatori che è da anni che giocano qui in Italia a futsal e quindi spesso e volentieri si incontrano. Wolex supera l'avversario, Di Guida si accentra, porta avanti il pallone, poi non si capisce con Wolex in questo passaggio laterale. Gli applausi comunque del numerosissimo pubblico quest'oggi. La domenica sera è molto favorevole per quanto riguarda la presenza di pubblico al Palacicogna, e quindi sottolineiamo anche l'ottima affluenza da parte degli appassionati del calcio a 5 e anche di quelli che insomma si stanno avvicinando a questa disciplina. Sacon per Wolex, Wolex porta avanti il pallone di Mancino, su di lui c'è Di Eugenio, salta Wolex però si allunga il pallone, Avellino, parte il tiro di Marcelinho e quindi la possibilità nuovamente da parte della Kame in possesso di palla dopo il successivo tiro del numero 19 giallorosso. Intanto c'è Sacon, parte il tiro, ottimo la conclusione di Guida e poi la traversa di Sacon, vicinissimo a sbloccare il risultato la squadra di casa. Rivediamo con Giappa che scarica sulla destra, Sacon che colpisce la parte inferiore della traversa, ancora Sacon, una specie di pallonetto, la chiusura di Ducci, del portiere della Roma. Risultato di 0-0, ma è la formazione della Kame Treviso che si è avvicinata notevolmente al vantaggio. Sacon all'indietro, Wolex parte il sinistro, tiro centrale, nessun problema questa volta per Ducci. Ovviamente andremo ad aggiornarvi con i risultati dagli altri campi. Per ora i risultati che sono ancora ancorati sullo 0-0 anche nelle altre partite, con l'iniziativa intanto della formazione romana che si spegne in rimessa laterale, inquadrato Marcelinho, il numero 19, protagonista precedentemente con un tiro sul quale è dovuto intervenire il numero 1 della Kame, Pietrangelo. Rilungo il lancio, cade a terra Giappa, guarda l'arbitro, allarga le braccia il capitano della Kame, tutto regolare per l'arbitro. Intanto prova la formazione romana a imbastire una nuova azione d'attacco con Marcelinho, su di lui c'è Sacon, centrale per Fortino, parte il sinistro, la chiusura con il corpo da parte di Giappa che si è portato in fase difensiva perché è la Roma che ora è all'interno della metacampo avversaria con Avellino. Fortino cerca Avellino, parte il tiro, con il corpo la chiusura sul primo palo da parte di Pietrangelo e quindi l'ottima chiusura da parte dell'estremo difensore della Kame. Ancora il tentativo di passaggio verso Fortino, attenta la difesa della Kame. La rimessa in gioco con Avellino, è pronto anche Di Eugenio, ma dall'altra parte c'è Marcelinho, parte il tiro con il corpo ancora alla protezione della propria porta da parte di Giappa, ma c'è il corner a favore della Roma. Intanto Avellino va a posizionare il pallone,
poi c'è Fortino, in qualche modo c'è un rimpallo e subito in velocità per Giappa, e il pallone stava per finire in porta, non passa sotto le gambe di Ducci, che è bravo a rimanere con le gambe chiuse, quindi per non consentire che il pallone gli passasse sotto. Ora Wolex il sinistro, e poi in qualche modo sul primo palo è ben posizionato Murillo, il numero 8 della Roma, che ha tolto letteralmente il pallone dalla propria porta. La disperazione del giocatore della Came. Dopo 4 minuti di gioco Wolex ci ha battato completamente sbagliato questa volta il tentativo di Mancino. Intanto è pronto ad entrare Biscossi a posto di Di Eugenio, anche Marcelino è entrato nel box, diciamo così, della panchina, sta parlando proprio con Di Eugenio per cercare insomma di trovare gli schemi giusti. Intanto il rilancio lungo, deve intervenire mettendo sopra la traversa Pietrangelo, indispettito un pochettino per questa situazione Silvio Roscia, l'allenatore. Dall'altra parte c'è Fabrizio Reali che è seduto, e quindi Avellino mette il pallone in mezzo per Fortino, il sinistro calcia male l'espertissimo giocatore della Roma, numero 20, il bomber per eccellenza. Intanto riprende il gioco con Sacon per Di Guida, Sacon, palla per Giappa, Wolex, pallone di ritorno, attenzione che mette insomma tocca le gambe di Sacon, il portiere, dell'arbitro dice che è tutto regolare e quindi prosegue ancora con questo bel colpo di tacco per Avellino. Murillo, Avellino, il fraseggio da parte della formazione romana che però sbaglia. Si è arrabbiato Murillo e Fortino, soprattutto Fortino con se stesso. Entra il numero 15 Barolo. Giappa, Wolex prova la battuta, il pallone che finisce in rimessa laterale. Sono passati quasi i primi 5 minuti di gioco, il risultato che è di 0-0 con Wolex. Su di lui c'è Biscossi, cerca di superarlo ma Biscossi lo ferma, possibilità di tirare con la punta del piede, ha cercato il classico anticipo del tiro del calcio a 5, al futsal, la classica azione di puntone. Pallone che finisce fuori e quindi la possibilità di rimanere in attacco. Vediamo Biscossi, Murillo, Avellino, palla che cambia banda da un'altra parte, da sinistra verso destra, si preferisce ritornare dal portiere per questo tentativo. Attenzione, in qualche modo l'intervento, e intanto è uscito con i piedi dalla propria area di rigore e quindi ci sarà un calcio di punizione. Calcio di punizione con Murillo. Buona possibilità per questo attacco della Roma, pericoloso per la difesa della Came. Parte il tiro di Biscossi con la chiusura con il corpo dei difensori della Came. Roma che prova a ripartire, l'anticipo in questo istante di Donin. Ci sono le prime sostituzioni, le prime forze fresche anche per quanto riguarda la Came. È pronto anche a entrare Sutton
vedremo di chi prenderà il posto. Saccone rimbalza, colpo di testa all'indietro per Pietrangelo che deve muoversi. Intanto c'è l'anticipo da parte di Giappa, pallone che finisce fuori e quindi subito pallone recuperato da Donin. Giappa per Donin, ancora per Saccone, messo a terra, l'arbitro dice che è tutto regolare. Attenzione, pallone recuperato dal numero 18 della Roma, vale a dire Avellino, però non riesce a sfruttare l'occasione la formazione giallorossa, una ghiottissima occasione, non ha avuto il sangue freddo. Invece dall'altra parte Donin ha cercato all'ultimo minuto meglio all'ultimo secondo di muovere la sfera con il piede. Ecco qua, rivediamo la suolata, eccola qui, però è stato bravissimo il estremo difensore della formazione romana Ducci a non farsi superare. Comunque ancora una volta molto vicina alla marcatura la squadra di casa, ma in precedenza sul pallone perso la Roma, pallone perso dalla Came ovviamente, la Roma ha avuto una ghiotta occasione per andare per prima in vantaggio, ma il risultato è ancora fermo sullo 0-0 bugiardo, nel senso che le occasioni da rete ci sono state sia da una parte ma soprattutto a favore della Came. L'ultima occasione costruita sui piedi di Donin con l'anticipo appunto di Ducci. La concentrazione di Giappa, il capitano guarda il passaggio verso Ducci, il rilancio lungo, pallone che finisce direttamente sul fondo, nulla di fatto in questa occasione. Palla per Giappa, Murillo all'indietro, costretto il portiere al rilancio subito, Pietrangelo dall'altra parte e pallone che finisce sopra la traversa, non viene toccato da Ducci. Avellino, Murillo, ancora Avellino, Di Eugenio, pallone ben gestito, ha cercato di sfuggire alla difesa il giocatore della Roma, Sutton viene chiuso e poi c'è anche Del Gaudio che ci mette del suo per cercare di recuperare la palla, non ci riesce. Per quanto riguarda i falli commessi, ne sono 2 per la Came e 0 per la Roma. Perde il contatto con il pallone Donin, poi in qualche modo lo recupera e lo mette in rimessa laterale, però è a favore della squadra ospite con il proprio capitano. Murillo, Ercolessi, il Veneto Ercolessi, Marcelinho, parte il tiro, la risposta con il piede di Pietrangelo, Saccone cerca di andarsene via, ma l'ottima copertura della Roma non gli permette la ripartenza in velocità e quindi c'è ancora la possibilità da parte della Roma che riparte dalla propria area di rigore, sostanzialmente con Ercolessi che non riesce ad agganciare la sfera. Ha provato in velocità sull'auto di destra di andare verso l'attacco la formazione romana. Pallone che finisce direttamente fuori, sciupata questa occasione. Ercolessi,
pallone all'indietro per il proprio portiere. Rilancio lungo, non ha saputo cosa fare di questo pallone, buttato via letteralmente dal portiere della Roma. Sutton cambia fronte, ancora l'iniziativa da parte della Kamen, sempre con Sutton, su di lui c'è Ercolessi. Sutton parte il sinistro e poi ancora Sutton, in qualche modo l'intervento risolutore di Fortino, che aveva capito che ci sarebbe stato lo scarico all'indietro per Azzoni. È stato anticipato il numero 20 della Kame, ancora pallone messo in mezzo ma in qualche modo recuperato dalla formazione romana. Tutto regolare, Donin parte il tiro, c'è Ercolessi che protesta con l'arbitro. 0-0 con la possibilità di rimettere in gioco all'indietro per Azzoni, il destro da dimenticare del giocatore. Con la testa Pietrangelo, poi incespica sul pallone Donin, regala questa rimessa laterale alla squadra ospite. Andiamo a vedere se c'è qualche variazione di risultato dagli altri campi. Intanto il Petrarca sta vincendo a Cosenza 1-0, come anche il Pomezia sta vincendo 1-0 a Benevento, e anche la Fortitudo Pomezia sì, appunto a Benevento, e l'Active Manfredonia 0-0, qui 0-0. E poi abbiamo che l'Eco City Genzano sta vincendo 2-0 in casa dello Sporting Sala Consilina, e questo è un risultato importante perché con questa situazione ovviamente la Sporting Sala Consilina rimarrebbe a quota 18. Sandro Abate in questo istante e Kame Treviso a 19. Comunque vediamo come sta andando qui alla Pala Cicogna, con l'anticipo nuovamente di Fortino e palla che poi finisce sul fondo a favore della squadra di casa. Passato il primo quarto di partita, la prima parte della prima frazione di gioco, mancano 9 minuti e 58 secondi, c'è stata una deviazione secondo l'arbitro e quindi corner nuovamente per la Kame Treviso, con Sutton all'indietro, il pallone per Wolex ed era tutto solo davanti al portiere, con l'istinto di un gatto, l'intervento risolutore da parte di Ducci. Vediamo se avremo la possibilità del replay, infatti eccolo così, e poi rivediamo appunto sotto porta l'intervento dell'estremo difensore della Roma. Palla all'indietro per Pietrangelo, parte il tiro direttamente, intanto si lotta all'interno dell'area di rigore della Roma, erano caduti a terra 2 giocatori, l'arbitro ha fatto proseguire Fortino, attenzione, il pallone in mezzo e la rete! Biscossi la sblocca a 9 minuti e 32, l'azione di Fortino che ha trovato sul secondo palo il giocatore, il compagno di squadra, e quindi rivediamo Fortino tutta scoperta dall'altra parte, la squadra di Silvio Roscia, e quindi Biscossi ha portato in vantaggio la formazione romana 0-1, e quindi dopo tante azioni nella quale la Kame avrebbe potuto passare in vantaggio, è proprio la formazione romana ad aver sbloccato il risultato qui alla Palla Cicogna. Intanto
ci sono le proteste da parte di Giappa, con l'arbitro dice che è tutto regolare a 9:11 dal termine del primo tempo. Il Kame quindi che deve in qualche modo soffrire in questa fase della partita, perché chiaramente ora psicologicamente ha preso un gol in una situazione della partita nella quale sembrava potesse gestire al meglio la gara. Deve fare attenzione a questi contropiedi, soprattutto alle grandi capacità delle giocate, come per esempio quella che abbiamo visto a Fortino, qui inquadrato a fianco a Saccon. Smuove la testa Saccon, si sono fatti troppo attrarre, come si usa dire, dal pallone. I giocatori della Kame non hanno visto che dietro a loro, ancora attenzione, questa combinazione con Murillo, che ha cercato in qualche modo di trovare la triangolazione giusta per il successivo passaggio, un triangolo lungo che non si è concluso. Saccon di guida, Saccon ancora di guida, cade a terra Saccon, tutto regolare per l'arbitro. Wolex, l'anticipo, pallone che tocca il soffitto, e quindi ci sarà la rimessa laterale a favore della Kame ad 8:23. Saccon per Giappa per Di Guida, parte il tiro che va a finire nella parte posteriore della porta della Roma. 0-1, allora risultato che è variato sostanzialmente da 1 minuto e mezzo con la rete di Biscossi. Intanto palla che arriva velocemente verso l'area di rigore della formazione giallorossa. Ora c'è la possibilità nuovamente di questo tentativo di costruzione, andato male da parte della Kame. In qualche modo intanto c'è vediamo cosa ha deciso l'arbitro. Una semplice rimessa laterale, forse, no? Un calcio di punizione, questa volta a favore della Kame, su questo intervento tra Wolex e Marcelinho. Wolex, palla per Pietrangelo in velocità per Saccon, sparato il pallone con cattiveria, dobbiamo dire. Attenzione, storie tese, evidentemente Avellino non contento del tipo di arbitraggio degli arbitri, appunto, e ha calciato fuori la palla in maniera nervosa. Intanto c'è un fitto dialogo tra Avellino e Saccon. Comunque c'è l'arbitro che in pratica sta cercando di raffreddare gli animi, diciamo così. Anche intanto Giappa non si sottrae al classico colloquio con l'arbitro. Una partita nella quale è aumentato un po' il nervosismo, evidentemente con il giocatore che era rimasto a terra. I giocatori della Roma avrebbero voluto che il gioco della Kame si fermasse, da qui appunto la situazione che abbiamo descritto in diretta. A 7:35 dalla conclusione del primo tempo, con la Roma che sta vincendo qui in terra trevigiana per 1-0. La rete realizzata da Biscossi, intanto ancora una volta pericolosa la compagine giallorossa, ma cerca di partire nel contropiede. Attenzione, il fallo ed il cartellino giallo, questa volta per Di Eugenio, la munizione
per il numero 23. Vediamo l'ottima uscita di Wolex con il sinistro, poi ha cercato di andarsene via Saccone, bloccato il difensore della formazione veneta. Calcio di punizione, palla proprio per l'89, no, deve essere ripetuto dal fischio da parte dell'arbitro. Ed ecco qui che si può riprendere Saccone, Donin, Giappa in mezzo a 3 avversari, praticamente lo scarico per Wolex. Parte Wolex, il tiro e la palla in rete, il tap-in vincente sul tiro di Wolex. La respinta della difesa della Roma e sotto porta non sbaglia Giappa. A 7:06 il pareggio del pivot della formazione di Treviso, e quindi Kame Treviso 1 Roma 1. È durato circa 2 minuti e mezzo all'effettivo cronometro il vantaggio della squadra di Fabrizio Reali, ed ora l'1-1 qui alla Palacicogna. Si torna a resettare il risultato come se non fosse capitato nulla, si fa per dire. Mancano 7 minuti al termine del primo tempo e Giappa, molto attento a sfruttare la respinta del portiere avversario, ha messo il pallone sotto la traversa ed è riuscito a pareggiare i conti. Ercolesi intanto si alza il volume qui del Palacicogna con i tifosi della Kame che si fanno sentire. Wolex prova il tiro Musumeci ed eccolo qui Musumeci che fa il suo esordio con la maglia della Kame Treviso, il neoacquisto importante per rafforzare il roster della squadra trevigiana. E quindi ecco qui intanto la possibilità da parte di farsi vedere subito il numero 11 davanti al proprio pubblico, ai propri beniamini. Wolex porta avanti il pallone, il puntone da parte di Wolex che si dispera per l'occasione potenziale pericolosa avuta a proprio favore. Biscossi, autore, lo vedete, della prima rete della partita, il vantaggio momentaneo della Roma. Saccone all'indietro per Donin. Rinvio subito da parte di Pietrangelo, pallone che è finito fuori, quindi sarà il crono che fornisce il pallone. Palla calciata in avanti che finisce direttamente sul fondo dall'altra parte, inquadrato il tecnico della formazione di casa Silvio Roscia, grandissima esperienza da anni ormai qui con la maglia bianco-blu del Kame, prima Kame Dosson, da poco, da 1 anno e mezzo praticamente, Kame Treviso, ha preso la denominazione del capoluogo di provincia. Sostituzione, pronte Sutton e Azzoni pronti a rientrare. Intanto pallone che viene toccato in fase di pressing dai giocatori della Roma. Saccone per Donin. Donin anche lui ha avuto una ghiotta occasione all'interno di questo primo tempo. Era l'occasione per portare in vantaggio la Kame e dopo c'è stata appunto la rete da parte della Roma, ma ora il risultato è appunto di 1-1. Sutton
sulla destra per Donin, Musumeci intanto c'è una scivolata da parte di Ercolesi, regolare, si lotta su ogni pallone, è aumentata in questa fase della partita la velocità, intanto non riesce a mantenere all'interno del rettangolo di gioco il pallone, il qui inquadrato Murillo, il numero 8. Grande esperienza, si diceva, dei giocatori della Roma, maggiore esperienza acquisita con l'arrivo di Musumeci, giocatore che può dare sicuramente una mano al settore di attacco. Ora sta lottando con Ercolesi, cercano proprio lui i giocatori della Came, la chiusura di Pietrangelo sul tentativo di rubare il pallone da parte di Fortino. Murillo, il mancino a servire Ercolesi, Solata per portare indietro il pallone per Ducci, il rilancio, una leggera spinta di Azzoni su Fortino, tanto per controllare che il pallone andasse con tutta la tranquillità possibile e immaginabile a Pietrangelo. Intanto cerca il cambio di gioco, ottimamente messo a terra il pallone da Azzoni, che prova il tiro, il diagonale, che non è andato lontanissimo dalla porta di Ducci. L'azione la rivediamo da parte del numero 20, su di lui c'era Ercolesi, ha lasciato tirare il numero 2 e quindi ora la situazione vede proprio lo stesso Ercolesi lanciare in velocità il capitano della Roma, Sutton sbaglia, vediamo palla per Giappa, attenzione, ci può essere un'azione favorevole, intanto tutto regolare da parte di Ercolesi che interviene bene sul pallone, grande esperienza del giocatore veneto, che ha girato molto l'Italia anche lui, insomma. Marcelinho, Avellino, la palla ancora per la formazione romana, il sinistro, attenzione, potente di Marcelinho, sul quale c'è stato il pronto intervento da parte di Pietrangelo. Ancora una volta deve intervenire il portiere, mette fuori la pallone Azzoni. Ovviamente il cronometro ovviamente adesso non è più, corrisponde, al limite c'è stato qualche problema con la regia. Intanto ricordiamo il risultato di 1-1 a 2:30 dal termine. Per quanto riguarda i falli siamo sulla situazione di 2-2, 2:25 al termine del primo tempo, risultato di 1-1. Intanto c'è il time out con le due formazioni che ora avranno qualche istante per riflettere assieme ai loro tecnici per capire quale potrà essere, diciamo, il modo migliore per chiudere questo primo tempo. Vediamo le indicazioni con Silvio Roscia che indica ai propri giocatori quali dovranno essere gli schemi da adottare. Dall'altra parte invece abbiamo Fabrizio Reali, vediamo se la regia inquadrerà anche la panchina della formazione romana. Infatti è così, con Fabrizio Reali che dà indicazioni usando diciamo la lavagnetta per chiudere al meglio questi ultimi 2 minuti e 25 secondi. Intanto
è riapparsa la grafica dalla nostra regia che, come di consueto, ha risolto in un attimo la problematica. 1-1 quindi qui al Palacicogna di Ponzano Veneto, a pochi chilometri al nord da Treviso, tra la formazione della Came Treviso e i giallorossi della AS Roma. Attenzione perché si riporta in avanti in maniera decisa la squadra della capitale. Walex invece non ci pensa due volte a consegnare il pallone a Sacon, ma deve ritornare indietro. Di guida, situazione che ora vede Giappa spostarsi in mezzo, ha trovato Di Guida e poi per Sacon serie di sganciamenti e di passaggi per cercare di liberarsi. Sacon sbaglia la traiettoria verso Giappa e quindi nulla di fatto in questa possibilità di costruzione d'azione da parte della formazione della Came. Intanto prosegue il pallone per Walex, Giappa, e Giappa viene chiuso. Intanto c'è la chiusura di Walex e dice che è entrato sul giocatore, quindi ammonito anche Walex. Aveva esultato Walex, pensava di aver toccato soltanto il pallone, ma non è successo questo, e quindi insomma mezzo e mezzo, come si usa dire in questi casi. Comunque sia, una ammonizione per parte. In precedenza è stato ammonito Di Eugenio, Walex è stato ammonito. Per quanto riguarda i falli, 3 per la Came Treviso, 2 per la Roma, a 1:31 esattamente al termine del primo tempo. Giappa per Walex, si gira il mancino che stava per infilarsi sotto l'incrocio dei pali della porta difesa da Ducci. Bravo il portiere della Roma a dire di no al tentativo. Eccolo, rivediamo, davvero una bordata di mancino, e intanto viene richiamata ancora dalla panchina il time out, e sicuramente abbiamo visto cose veramente interessanti in questa ultima parte del primo tempo. Partita equilibrata, partita divertente, partita che sino ad ora non è comandata da nessuna delle due squadre. Certo che così, guardando un po' sommariamente le azioni potenziali maggiormente da gol, la Came ne ha costruite di più, però potenzialmente la Roma è sempre molto pericolosa quando si approccia nei pressi della porta difesa da Pietrangelo. Tutto questo a 1 minuto e 20 secondi dal termine del primo tempo, con il risultato che è di parità. Andiamo a vedere un po' la situazione dagli altri campi. Allora, Cosenza 3, Petrarca 1. La Fortitudo Pomezia sta vincendo 3-1 da Benevento. Il Manfredonia sta vincendo 2-1 contro l'Active Network. Il Torino sta vincendo a Eboli per 1-0. Il Sandro Abate sta vincendo a Pesaro contro l'Ital Service, e questo sicuramente non è una buona notizia. Invece lo Sporting Sala Consilina sta perdendo in casa contro l'Eco City Genzano, che è in classifica attualmente al 4° posto, ma è chiaro che in un successo porterebbe sicuramente un po' più avanti in classifica la squadra. Però appunto non arrivano buone notizie da Pesaro, dove il Sandro Abate sta vincendo per 1-0, ma anche questo qui al Palacicogna non è un buon risultato, perché comunque sia la Came deve in qualche modo ribaltare, o meglio per metà l'ha già fatto, il vantaggio iniziale della formazione romana. Intanto c'è il tiro di
Walex che in qualche modo è riuscito comunque, nonostante la chiusura della difesa romana, a calciare verso la porta avversaria. 16 secondi e 0,8. Adesso guardiamo anche i decimi di secondo. Ora Sacon parte, il tiro! È proprio ancora fino alla fine di questo primo tempo, grandi occasioni dalla parte, vediamo Walex, la chiusura questa volta di Murillo. Avellino dice: guarda che questa volta ha toccato veramente il pallone, tu dall'altra parte avevi toccato anche un po' il piede. Intanto finisce qui il primo tempo, si attende la conclusione e la sirena. 1-1 al termine dei primi 20 minuti di gioco. Alla rete di Biscossi, praticamente poco dopo i primi 10 minuti di gioco, dopo circa 10 minuti e mezzo Biscossi, e poi al 14° minuto, a 7:06 dal termine del primo tempo, il pareggio di Giappa. Bene, per ora è tutto qui dalla Pala Cicogna. Il risultato al termine del primo tempo tra Came Treviso e AS Roma: 1-1.
E con questo bel sottofondo musicale messo dal nostro speaker, che spesso e volentieri si sente allo Stadio Olimpico, ma dall'altra parte, diciamo, dei colori calcistici, a ricordare un po' forse il bianco-blu della formazione della Came. Intanto rivediamo le due marcature: il vantaggio della Roma con Biscossi e poi il pareggio sul sinistro da parte di Wolex, il tap-in sulla respinta di Ducci, e quindi Giappa Vera 1-1. Abbiamo sentito anche un po' di musica grazie allo speaker qui alla Pala Cicogna, e intanto tra poco si inizierà la ripresa qui tra Came e Roma. Molto il pubblico presente nella struttura sportiva di Ponzano Veneto, sicuramente una bella struttura a pochi chilometri da Treviso, e si stavano guardando anche i risultati dagli altri campi, ovviamente, per andare a valutare ciò che potrà accadere nei prossimi 20 minuti effettivi di gioco, con la formazione della Came che deve per forza vincere nel caso in cui appunto la Sandro Abate confermasse il proprio vantaggio a Pesaro. Subito qualche secondo, ma già carne al fuoco in questa ripresa, con l'iniziativa da parte della formazione giallorossa, con Avellino che è pronto a sfruttare questa opportunità con questo corner che sarà battuto dal settore di destra. Fortino parte il sinistro, palla colpita con l'esterno del mancino da parte del numero 20. Pallone che arriva dal tavolo del crono, e con subito Walex subito in moto con Sacon, Loris di guida, pallone lungo, stop di petto, Giappa, e c'è il calcio di punizione, addirittura l'ammonizione per Avellino, la terza ammonizione della partita. Avellino di Eugenio. Walex, primo fallo quindi della ripresa dopo appena 22 secondi di gioco. Riprende il tifo del Pala Cicogna, con l'arbitro che va ad annotare il numero, e con i giocatori della Roma che vanno a indicare l'esatta posizione del pallone. Vediamo Walex, più indietro Sacon, larghissimo c'è Loris di guida, e poi al limite dell'area di rigore Giappa Vera. Sacon, parte il tiro con i pugni, la respinta di Ducci, tiro centrale potente del numero 89. Sacon, e la rete di controbalzo, splendida la rete da parte del numero 89, che dopo 29 secondi dall'inizio della ripresa va a realizzare la marcatura del 2-1 qui al Pala Cicogna. Rivediamo poi ancora l'azione e successivamente con il gol di Sacon, e quindi va a realizzare il ribaltamento dopo la rete di Biscossi. Giappa e Sacon ribaltano il match. È la Came che ora è in vantaggio in questa partita di questo finale del girone di andata, e la notizia è che a questo punto potrebbe guadagnare la possibilità di giocare la Coppa Italia. Intanto pallone che per Avellino, precedentemente ammonito, il sorriso beffardo del giocatore con la maglia numero 18. Ora
che con Fortino, con la Roma che cerca un po' scossa di riportarsi in avanti per provare a rimettere le cose a posto, a tornare a riequilibrare le sorti di questo incontro. Walex, Giappa mette a terra il pallone, Giappa porta avanti la sfera, guadagna anche, niente da fare, no? Sembrava quasi che ci fosse l'indicazione del corner, ma non è così, si riprende dal fondo. Murillo, spazio centralmente, porta avanti il pallone, lo dà sulla sinistra, Avellino, il numero 18, Fortino, parte il tiro, nulla di fatto per la formazione romana che ora è costretta a rincorrere il risultato a 18 minuti e 25 secondi dal termine del match. Walex, palla per Giappa, cerca di girare in velocità per Saccon, che aveva già anticipato il passaggio. Attenzione, il pareggio, Murillo, e va a trovare subito il pareggio a 18:08 e quindi Murillo il pareggio, il 2-2, e si è accesa la partita in questi primi 2 minuti della ripresa. Botta e risposta tra le due formazioni, era passata in vantaggio per la prima volta in questa partita la formazione della Came Treviso, è arrivata l'immediata risposta della formazione romana. Ora Walex, il colpo di testa di Avellino, di guida allunga Murillo. Sono veramente ancora tantissimi minuti di questa partita, ne ha ancora da raccontare il match tra la Came Treviso e la AS Roma. 2-2. Intanto 3-3 tra Cosenza e Petrarca, 1-3 tra Benevento e Pomezia, 2-3 tra Manfredonia e Active Network, 1-1 tra Feldi Eboli e Torino, sempre in vantaggio per 1-0 Sandro Abate a Pesaro, 0-0 tra Meta Catania e Napoli Futsal, sempre 2-0 il vantaggio dell'Eco City Genzano sul campo dello Sporting Sala Consilina. Walex se ne va via, attenzione a Walex, il sinistro, e la palla che stava per arrivare verso di guida, ma c'è stata l'ultima deviazione della difesa giallorossa e quindi comunque sia rimane in zona d'attacco la squadra di Roscia. Parte ancora il tiro, Saccona questa volta tira altissimo, in precedenza aveva trovato il jolly, il gol del 2-1 dopo 29 secondi dall'inizio della ripresa, ma pareggiato poco dopo da Murillo. Quindi 2-2, Fortino, Avellino, si porta avanti il pallone Marcelinho, poi in qualche modo lo blocca Giappa e successivamente mette a fuori il pallone sulla pressing dell'avversario. Il numero 12 della Came che ora sta riprendendo fiato. Sono passati esattamente 3 minuti, ma in questi 3 minuti della ripresa abbiamo già visto molto, 2 reti per la precisione. Fortino, parte il tiro, altissimo. Walex salta 2 avversari, cerca di fare tutto da solo e poi sul primo palo lento il tiro, nessun problema per il numero 13 della Roma. Giappa, Walex, Saccon mantiene il pallone in campo. Walex, Saccon supera la linea mediana del campo, porta avanti il pallone di sinistra, lo sgancia per Walex, su di lui c'è Avellino, ancora Sutton,
Sacon, verticalizzazione per Giappa, 2 uomini su di lui, gli chiudono ogni spazio, in particolare con Di Eugenio, ammonito. Wolex, attenzione, Sacon ha avuto spazio per calciare, ma poi c'è stata la chiusura pronta di Avellino che ha messo il pallone fuori. Sacon ha sbagliato il contatto con la sfera del numero 89, autore della rete del momentaneo 2-1. Di Eugenio, poi si passa per questa serie di passaggi con Avellino, si fa trovare pronto Marcelinho, il retropassaggio ancora per Avellino, Marcelinho porta avanti la palla, Avellino, si passa per Di Eugenio, Donin mette a terra il pallone all'indietro, palla che recuperata dalla Roma in qualche modo, però attenzione Musumeci, sbaglia il contatto con il pallone. Sacon per Donin per Sacon, per Musumeci, cerca il traino, Donin scarica ancora all'indietro, Musumeci mantiene molto bene il pallone, continua il possesso di palla, Donin si accentra, cerca il tiro, la deviazione di Musumeci. Gli applausi del pubblico di casa per questo tentativo da parte della Kame. Musumeci che è entrato in campo e cerca il pressing, e ancora lo vedete, palla che si alza, rimbalza, pallone che finisce fuori, i 2 giocatori si stringono la mano, contrasto di gioco naturale sul parquet del Palacicogna. Sutton, Musumeci per il tentativo in diagonale di Mancino che finisce di poco fuori da parte di Sutton. Non riesce il giocatore del Treviso a trovare lo specchio della porta. Rivediamo il tentativo dal nostro replay. E riparte ancora la Roma. Marcelinho prova a portare avanti il pallone Donin, ma quando questo era già uscito, quindi Di Eugenio, pronto il numero 23, Ercolessi, la palla per il numero 17 Seferi. Intanto vediamo se c'è la possibilità da parte della Roma con questo pallone di mantenere il possesso, ma la palla finisce fuori toccando il soffitto. Niente da fare per la squadra di Fabrizio Reali. Intanto vediamo che forse c'è stato un tocco con la mano da parte di un giocatore della Roma, forse sono queste le proteste di Donin. Palla per Donin che si era avvicinato in modo quasi silente all'interno vicino al limite dell'area di rigore. Palla che viene rimessa a favore della Roma. Intanto c'è un fallo, attenzione che c'è il fallo di Marcelinho, si
tratta del secondo fallo per la formazione romana. Ora si rivede ancora Donin, parte il destro, pallone che si alza dopo che era stato toccato da Ercolesi. Dall'altra parte subito in velocità la Roma con il tiro di Biscossi che colpisce il corpo di Azzoni. Situazione di equilibrio in questa fase della partita con le due formazioni che stanno cercando, e intanto la rete di Marcelinho porta in vantaggio la Roma a 13-23. Stavamo parlando di situazione di equilibrio in questa, ma arriva la rete di Marcelinho per il risultato che rivede nuovamente la formazione di Roma in vantaggio, così come era capitato nel primo tempo con Biscossi, e poi il pareggio di Giappa. Questa volta era la formazione trevigiana in vantaggio, e poi due reti, una di Murillo e poi l'altra che avete appena visto, di Marcelinho, per il risultato di 3-2. E certamente si mette male per la Came, anche perché il risultato vede il Sandrabat in vantaggio a Pesaro per 1-0, e quindi la Coppa Italia non arriverebbe sicuramente con questa sconfitta casalinga qui alla Pala Cicogna per la Came, mentre per la Roma si tratta di andare a raccogliere punti che la possono far avanzare nella graduatoria, proprio per avere poi la possibilità di avere un avversario un po' tra virgolette più abbordabile nel primo turno della seconda competizione nazionale. Murillo, pallone calciato da Biscossi, non abbiamo capito se fosse un tiro o un cross, comunque sia palla che ora è tra i piedi dei giocatori di Silvio Rocha, con Walex, Sacon, Sutton, Giappa, Walex in surplus per Giappa, palla che non arriva, attenzione Biscossi in contropiede, la chiusura in qualche modo di Sutton che poi può ripartire, c'è una specie di 4 contro 3, attenzione Sacon per Sutton, in qualche modo la porta via Murillo, però è sempre Walex il puntone da parte del giocatore con la maglia numero 7 della Came. Palla che finisce fuori a favore della formazione trevigiana, che è costretta a fare attenzione su questo tentativo in contropiedi di Avellino. Ha provato ad alzare la palla verso la testa di Fortino, ma non è riuscita questa combinazione da parte del giocatore della squadra giallorossa. Intanto Giappa che era rimasto indietro, e su di lui francobollato, vedete i due, la coppia Giappa-Avellino. Walex, la chiusura, cade da solo il giocatore della Roma, poi Walex, e forse c'era anche una spinta non vista dall'arbitro da parte di Marcelinho quando stavano per ripartire i giocatori sulla metà campo. L'anticipo di Avellino, pallone che arriva tra le mani di Pietrangelo subito verso Giappa, e secondo l'arbitro è
Giappa ad aver commesso il calcio, il fallo, e quindi c'è anche la munizione per Giappa. Ci ha pensato forse anche un po' troppo l'arbitro. Avellino parla con Giappa dopo il fallo di Eugenio. Ammonito il giocatore con la maglia numero 12 della Came, è costretto ad uscire dal campo il capitano. Ha preso una botta. e 19 alla conclusione della partita, con Di Guida che ha interrotto l'azione d'attacco della Roma, che può riprendere Avellino per Murillo. Palla ben calibrata per Fortino. Ci sono le proteste da parte del pubblico. Intanto vediamo qual è la decisione da parte dell'arbitro. C'è il capitano della Came che parla. Allora vediamo, Avellino perde il pallone e poi c'è questo calcio di punizione a favore quindi della Roma a 9:57. Marcelinho ha messo fuori il pallone, in questo caso Fortino. Entriamo nell'ultima parte del match, nell'ultimo quarto della partita, con la necessità da parte della Came di fare qualcosa in attacco, almeno per pareggiare i conti di questa partita, nella speranza che arrivi qualche buona notizia da Pesaro. Invece non è così, perché la Sandro Abate sta vincendo per 2-0 a Pesaro in casa dell'Ital Service, e quindi l'unica possibilità, intanto l'Ecco City è in vantaggio contro lo Sporting Sala Consilina per 3-1 fuori casa, quindi è nelle mani della formazione della Came la possibilità di poter entrare, diciamo, dalle prime 8 di questo finale di girone d'andata. Ottima la risposta nel frattempo di Pietrangelo sul tiro del numero 19 Marcelinho, che ha cercato di sorprendere sul primo palo basso il portiere della Came. 9:15 al termine. Palla che viene calciata ancora da Marcelinho, all'indietro Ducci, pallone colpito in qualche modo, rimbalza Giappa, tutto regolare, attenzione alla contropiede con Murillo, Fortino, e ancora Fortino in qualche modo. Intanto la Roma va a sprecare, intanto dall'altra parte era rimasto a terra Giappa. Rivediamo l'azione. Visto così è sembrato che andasse sulla palla, poi magari Giappa ha messo male il piede a terra.
però è un po' anche difficile con un solo passaggio di replay rivedere effettivamente quello che è accaduto. Tifosi supporters della Came incitano il pivot della propria squadra e ora è costretto ad uscire, aiutato. Intanto c'è anche Avellino che va a parlare con il giocatore. Secondo il Giappa c'è stato comunque un intervento irregolare su di lui. Palla che viene rimessa in gioco, Sacon, intanto il diagonale è costretto a rimanere fuori per ora. Giappa controllato dal fisioterapista. Si sente sino a qui la bomboletta di spray con il quale si cerca di attutire il dolore. Wolex spara altissimo. 8:36 al termine della partita, Came 2 Roma 3. Partita molto lottata, equilibrata, però con gli episodi che alla fine stanno segnando in maniera favorevole questa fase del match per la squadra giallorossa. Wolex, Dodonin sta per perdere il pallone ma in qualche modo riesce a smistarlo sulla sinistra per Sacon. Attenzione, il pallone toccato da Wolex ancora a terra, lì c'è il contrasto tra Sacon e il portiere. L'arbitro dice che c'è il fallo in attacco da parte di Sacon. Lo rivediamo. Intanto c'è stata questa ottima possibilità da parte di Wolex di mettere il pallone in rete, non è entrato in maniera adeguata sul pallone e poi si è lottato nei pressi della porta di Ducci con l'irregolarità. Intanto vediamo che Giappa è rientrato, Sacon, la chiusura di Avellino. Intanto rivediamo appunto nel replay questo pallone che rimane lì con la possibilità da parte di Fortino, palla che viene calciata da Marcelinho con il pallone che finisce sul fondo. Dall'altra parte si cerca di velocizzare ovviamente il gioco, mancano sempre meno minuti al termine della partita, con Wolex che sbaglia il passaggio anche per l'ottimo intervento in fase difensiva di Marcelinho, che poi successivamente viene chiuso da Giappa. Gli applausi per il giocatore della Came che in qualche modo è rientrato in campo, aiutato dalle magie delle bombolette che riescono sempre un po' ad attutire con il subito qualche dolore. Poi è tutt'altra situazione quella che succederà poi quando la partita è finita, che qualche dolore riemerge. Intanto con la possibilità di questo destro velenoso da parte di Avellino a 7:14 dal termine. Wolex cerca di andarsene via, Wolex viene messo a terra con una spinta. Vediamo Ercolesi, è chiaro che viene messo a terra. Cioè, viene proprio abbracciato, placcato come se fossimo nel rugby, e vi parla uno che insomma di rugby ne mastica. Intanto vediamo che pallone che finisce
sul fondo. Ducci, rilancio lungo, Fortino, palla che in qualche modo arriva tra le mani di Pietrangelo. Wolex, palla per Sutton, palla per Ercolessi, attenzione, Ercolessi ha cercato di rimettere in mezzo per Fortino che stava arrivando a traino. Risultato di Came 2, Roma 3, qui alla Palacicogna di Ponzano Veneto, con le riflessioni con le mani dietro la schiena da parte di Roscia, che evidentemente tra qualche minuto dovrà al limite decidere di mettere il portiere di movimento nel caso in cui la situazione vedesse ancora la squadra ospite in vantaggio. Rilancio ancora per Fortino, Ercolessi, il tiro pericolosissimo di Biscossi con la ottima chiusura sul proprio primo palo di Pietrangelo. Lo rivediamo, l'esterno destro quasi di collo pieno, il tentativo del giocatore giallorosso. Ercolessi a 6,12. Quasi silente ora il Palacicogna ad osservare questa rimessa laterale completamente sbagliata da parte di Avellino. Pallone che ora è per la Cami, in qualche modo Giappa la protegge. Wolex in mezzo e sul secondo palo arriva Azzoni, ma spedisce sull'esterno della rete, dando quasi la sensazione del gol, ma non è così. Risultato ancora che vede la Roma in vantaggio qui in terra trevigiana per 3-2. Fortino, Avellino, Biscossi, Avellino, il pressing da parte di Wolex che costringe il portiere a rimettere subito sui piedi la possibilità. Attenzione, quasi un assist involontario verso Wolex da parte della Roma. Palla per Giappa, su di lui c'è Fortino, sbaglia il pallone Giappa, lo regala troppo facilmente alla fase difensiva della formazione romana. Poi Ercolessi non ce la fa più, lascia il posto a Murillo dopo aver sbagliato. Rivediamo questo pallone quasi consegnato da Ercolessi a Wolex, ed ecco qui il portiere di movimento esattamente a 5 minuti e 17 secondi dal termine del match. Donin con la maglia del portiere, appunto il portiere di movimento. Ultimo giocatore è Sutton, il castello che va a formarsi. Saccon, Sutton, Giappa è spostato sulla sinistra, Wolex per Giappa. Gioca il tutto per tutto la formazione della Came Treviso, con l'allenatore intanto della Roma che sta incitando i propri giocatori. Wolex, ancora Sutton, Giappa, posizione arretrata. Donin si muove molto bene con questo 2-2, formazione romana che cerca non solo di proteggere ma eventualmente di partire e poter tirare verso la porta sguarnita della Came, che sta giocando con il portiere di movimento. Saccon, Giappa, parte il tiro di Sutton e sul secondo palo non c'era il giocatore della Came, che in questi casi deve esserci sempre quando si sta giocando con il portiere di movimento. Intanto è rientrato Pietrangelo, il colpo di testa
di Sacon, poi il fallo commesso dai giocatori della Roma. 3-3 i falli, anzi 3-4 adesso. Attenzione che ci può essere anche questo fattore, deve fare attenzione evidentemente la compagine giallorossa anche a questo aspetto, però è in vantaggio per 3-2 a 3:45. Attenzione, proprio un pallone pericolosissimo che stava per rendere la vita difficile al portiere della Roma. La rimessa in laterale, Sacon porta avanti il pallone, ora c'è Giappa, Wolex, Sutton per Sacon, numero 10 ora come prima, passaggio, Donin, parte il tiro, Sutton, Giappa, pallone che finisce in corner a 182 secondi dalla fine di questa partita, questa serata domenicale dell'ultima giornata del girone di andata. Wolex, e ora c'è la possibilità del tiro, lunga gittata a parte da Avellino, pallone recuperato con le mani, lo può fare Donin, essendo il portiere di movimento si getta subito in avanti la formazione della Kame con Sutton. Vediamo se proverà a tirare lui oppure proverà per Giappa, Sacon, Giappa, Wolex, nessuno prova a tirare, qualcuno dovrà farlo. Donin in posizione di controllo ora da parte del giocatore della Roma. Donin, recuperano subito il pallone, poi c'è il tiro di Wolex, sempre controllato molto bene il numero 7. Sacon, Sutton questa volta è lui che si è spostato un po' più sulla sinistra, dice al proprio compagno di portarsi in avanti, cerca di liberare il tiro e il pallone forse con le mani, no, dice di no, l'arbitro dice che è stato con il volto colpito il giocatore. Rivediamo se riusciamo a capire un po'. Sì, mi pare con il volto. Era strettissima e velocissima l'azione, ma mi pare col volto. Time out richiesto dalla Kame a 2 minuti dal termine. C'è stata questa opportunità per quanto riguarda la Kame. Vediamo quindi la formazione di casa che adesso andrà a pensare come poter trovare la rete del 3-3. Tanto si tratterebbe di un ulteriore punto importante per quanto riguarda i termini della classifica in generale di questa stagione. Tanto c'è il vantaggio del Cosenza contro il Petrarca nel frattempo, e questo è importante soprattutto per quanto concerne l'aspetto dei punti importanti nella zona bassa della classifica. Il Pomezia sta vincendo 3-1 in casa del Benevento. Il successo esterno anche dell'Active Network a Manfredonia per 4-2. Feldi Eboli Torino 1-1, Italservice Pesaro Sandrabate 1-3. il Napoli sta vincendo in casa del Meta Catania per 1-0 e l'Eco City Genzano sta vincendo 3-1 in casa dello Sporting Sala Consilina. A beneficiare di questi risultati sicuramente sarebbe il Sandro Abate, che potrebbe andare in Coppa Italia. Parte il tiro nel frattempo del numero 89 Sacon a 1:40, 100 secondi
esattamente 100 secondi al termine del match. Sakon, Wolex, Donin, Wolex, e in qualche modo attenzione perché la palla finisce davvero di poco a lato della porta in difesa della formazione trevigiana. Wolex prova a ripartire subito in velocità, attenzione, Sakon, parte il tiro, ancora Wolex, ed ora c'è il pallonetto, il colpo di testa ad alzare la palla quanto basta perché non entrasse in porta. Questa ottima difesa del quasi da portiere, però in questo caso da giocatore di movimento da parte di Sakon, che mantiene ancora le speranze della Came di poter pareggiare i conti. Intanto c'è il tentativo sul primo palo da parte di Fortino, colpo di testa di Marcelinho, poi la palla che arriva a Ducci. Passa il tempo e quindi ora il mantenimento di possesso da parte della Roma con Marcelinho, cade a terra, intanto c'è il giallo per Sutton. A 56 secondi dal termine, con ancora veramente esigue le speranze da parte della formazione di casa di poter quantomeno pareggiare i conti per quanto riguarda, appunto, come dicevo poc'anzi, il discorso della Coppa Italia. È un argomento almeno di miracoli clamorosi in questi ultimi 56 secondi, un argomento che non riguarda più la Came Treviso. Tanto c'è la necessità di andare ad asciugare il parquet qui del Palaciconia proprio nei minuti finali. Questa entrata in scena dell'addetto. Intanto c'è il calcio di punizione che è battuto da Biscossi, parte il tiro e il pallone che finisce di pochissimo fuori. Wolex, ultimi secondi, Donin, veramente l'ultima chiamata per quanto riguarda la Came per questa partita, per l'eventuale pareggio. Parte il tentativo di Sakon, il rimbalzo, palla che in qualche modo rimane verso Sakon, Giappa, parte il tiro, la chiusura di Avellino che con il pugno fa il segno quasi di vittoria. 26 secondi dal termine, Sakon per Donin, parte il tiro, la chiusura di Fortino, ancora 20 secondi, stringono i denti i giocatori giallorossi per il tentativo finale da parte della Came con Giappa. Parte il tiro e Donin non riesce a colpire il pallone vicino alla porta, e pallone che finisce fuori. 12 secondi al termine del match, con la Roma che perdere un po' di tempo chiaramente con questo rimbalzo. Attenzione perché c'è la possibilità per Wolex, il tiro, clamorosa la parata di Ducci, clamorosa la parata del portiere della Roma che va letteralmente a salvare il risultato. Il pallone che rimane lì, Ducci lo fa suo e finisce qui. All'ultimo istante il paratone di Ducci che va a salvare il risultato a favore della Roma.
e quindi si spengono qui le speranze. Rivediamo la grande parata dell'estremo difensore della formazione romana, che può festeggiare qui la vittoria in quest'ultima giornata di andata al Palacicogna. La formazione di Fabrizio Reali ottiene 3 punti che la portano sicuramente nelle zone nobili della classifica della Serie A. La quinta sconfitta stagionale invece per la Kame Treviso, una sconfitta amara dopo una buona partita giocata dagli uomini della formazione di Silvio Rocha. Punteggio finale quindi qui alla Palacicogna: Kame Treviso 2, AS Roma 3. E Andrea Martucci vi saluta, vi augurano un buon proseguimento di serata e ringrazia tutti i ragazzi della produzione TV, in particolare la regia di Italo Morao. Buona serata.